ce la prepariamo qualcosa di scrocchiarello, nel senso che è con le scarole, croccante, ma non è una pizza di scarole, che questa non è la ricetta originale, è una cosa sfiziosa da fare veloce veloce, senza lievitazione. Vedi? Questa si fa veloce veloce. È troppo saporita. Se è buona, no che è salata. Che qualcuno mi ha detto, ma è troppo saporita, che significa? Che è troppo buona. Come dose per le scarole io l'ho fatta così sottile. Se voi ne volete aggiungere di più, perché quelle che io ho preparato ne erano molte di più, io l'ho voluta fare così, quindi se voi la volete fare più piena ne aggiungete di più, non cambia niente. Andiamo. Io ho messo, grazie, vi saluta, farina 00 con l'acqua. Questa ricetta qua fa parte sempre della rubrica mia e di Francesca, ricette semplici per momenti speciali. Per la sua versione io ve la taggo sempre in descrizione, andate a vedere sul suo profilo. Aggiungo l'olio, sale e mescoliamo così. Ecco qua il nostro impasto. Questo qua lo lasciamo riposare una decina di minuti. Dividiamo l'impasto a metà e questo qua ce lo stendiamo. Prendiamo una teglia, ci ho messo carta da forno, un po' di olio di oliva. La teglia è misura 35 x 35, ma la potete fare in qualsiasi forno. La facciamo sottile così. Nel frattempo le scarole sono anche raffreddate. Le scarole le ho fatte stufate in padella con un filo d'olio e un aglio. Ho aggiunto 2 olive nere perché mi sono dimenticata di metterle prima, le potete aggiungere anche prima, e formaggio grattugiato. Adesso stendo questa e copro. La facciamo sottile e mettiamo sopra, così. Tagliamo questo qua che è in più e chiudiamo bene. Iniziamo ad accendere il forno 180 gradi ventilato. Bucherelliamo un po', così. Spruzzo un po' di olio di oliva, ecco qua. Io inforno e torno subito. Voi non vi muovete che torno subito. Eccola pronta. È stata 15-20 minuti, dipende sempre dal vostro forno,